il referendum, il primo appuntamento elettorale è questo per il referendum, è un'occasione importante. I cittadini non devono pensare che non li riguarda. Il rischio è che tutti i cittadini che non hanno a che fare con le aule di tribunale pensino che sia una cosa da loro lontana, perché dicono non sono avvocato, non sono giudice, non ho problemi con la giustizia, posso tranquillamente non occuparmene e non andare a votare. È un errore, perché in realtà riguarda la vita di tutti i cittadini. Senza una buona giustizia non c'è sicurezza, perché se vengono magari arrestati dei criminali poi vengono rilasciati liberi, perché magari il giudice non è adatto o si distrae o non fa il proprio dovere, o magari viceversa, senza una buona giustizia si rischia che non ci sia lo sviluppo economico, perché le aziende non investono sui territori se non hanno fiducia nella giustizia e quindi non arriva l'occupazione e anche magari tanti giovani che da Agrigento sono costretti ad andare al nord o a lasciare la Sicilia per poter lavorare, perché magari le aziende non investono in una terra bellissima come questa, ma difficile, perché non si fidano di una buona giustizia. Quindi è necessario cambiare la giustizia per portare maggiore sicurezza e anche maggiore occupazione e investimenti economici. Posizione sulla guerra di Fratelli d'Italia? Guardi, l'Italia non entrerà in guerra e non ha nessuna intenzione di entrare in guerra. Sicuramente c'è una guerra che preoccupa, e le preoccupazioni degli italiani sono le nostre, le istituzioni devono rispondere con serietà, serenità e lasciare da parte i litigi inutili e le polemiche strumentali. In questo momento noi ci aspettiamo che tutti coloro che fanno politica siano vicini alle istituzioni per far vedere un'Italia serena, compatta e determinata per poter arrivare a costruire la pace. L'Italia sta lavorando in questa direzione. Giorgia Meloni lavora alla de-escalation, lavora per la pace, al tempo stesso anche però per difendere i valori dell'Occidente. Onorevole, per quanto riguarda invece l'aumento di benzina, diesel e anche dell'energia, invece? Guardi, per la benzina sicuramente c'è un rischio speculazione, perché in questo momento ancora sono già aumentati i prezzi e non possono esserci le conseguenze della guerra. Quindi c'è un tentativo di speculazione. Per fortuna il governo ha preso già in passato delle norme importanti contro la speculazione, per cui gli speculatori possono essere individuati e colpiti da questo punto di vista. Poi c'è, scusi però, mi hanno fatto finisco di rispondere alla domanda, ma chiesto anche per l'energia. Per quanto riguarda l'energia, in molte parti del mondo sono preoccupati, lo siamo anche noi. Fortunatamente il governo Meloni un paio di settimane fa ha approvato un decreto energia che in tutta Europa ci invidiano, perché proveranno anche ad imitarlo, perché sono state trovate delle soluzioni importanti e innovative che consentono di calmierare il prezzo dell'energia. Ovviamente questa tensione internazionale creerà dei problemi economici, è inutile essere ipocriti, ma per fortuna abbiamo un governo solido, fermo, sereno, che sa cosa fare. Ritornando alle amministrative, oggi la sua presenza, oggi si chiude il cerchio allora per quanto riguarda... No, oggi siamo qui per parlare del referendum. Oggi non dobbiamo distrarre l'attenzione dei cittadini di Agrigento e di tutta la provincia dall'appuntamento referendario, che è prima delle amministrative. Altrimenti se parliamo del voto delle amministrative, i cittadini non vanno a votare per il referendum. E invece, a prescindere, anche chi vuole votare no, chi vuole annullare la scheda, è importante andare a votare. Noi consigliamo di votare sì, perché non è una questione a favore o contro Giorgia Meloni, noi ovviamente siamo a favore di Giorgia Meloni, ma anche uno può anche avere l'antipatia di Giorgia Meloni, ma dare una mano a cambiare la giustizia, perché riguarda la vita di tutti noi. Non cambiare la giustizia per fare un dispetto a Giorgia Meloni non sarebbe intelligente. Ecco, dico, questa nuova legge elettorale è un'ottima legge. Su quali cardini si basa e se si applicherà dalla prossima elezione? Si applicherà dalle prossime elezioni, ovviamente ci sarà tutto il lavoro in Parlamento, diamo disponibilità alle opposizioni per un dialogo, un confronto per poter migliorare la legge. C'è un criterio, un cardine però a cui non rinunciamo: chi prende più voti ha più parlamentari, chi prende più voti governa. Se qualcuno vuole fare una legge elettorale in cui chi prende più voti poi comunque pareggia, perché si vuole andare, chi invece ha perso le elezioni, ha preso meno voti, vuole andare al governo lo stesso, non siamo disponibili. La grande credibilità che l'Italia a questo momento a livello internazionale dipende per larga parte dalle grandissime capacità di Giorgia Meloni, buona parte anche dei ministri, del lavoro che stiamo svolgendo, ma in parte anche dalla stabilità che ha l'Italia in questo momento. Quando a livello internazionale vedono che ogni 2 mesi cambia un ministro, che ogni 2 mesi cambia la maggioranza di governo, che chi era all'opposizione e se passa metà al governo e metà all'opposizione, che era al governo metà alla maggioranza, metà all'opposizione, e che i ministri cambiano continuamente, non ha fiducia in questa nazione e quindi se un investitore non investe, se un interlocutore estero di un'altra nazione considera poco credibile la nazione con cui si confronta. Una legge elettorale consente a chi vince di governare per 5 anni, è una buona legge elettorale e noi faremo questo.
L'interesse dei cittadini. Il mio consiglio è andate a votare e andate a votare guardando il merito della riforma, perché questa riforma può migliorare lo stato della giustizia in Italia e questa è l'unica cosa che conta.